alla produzione di questo straordinario volume di poesie che parla a ciascuno di noi, perché parla all'anima di tutti. Ho conosciuto Alessio attraverso una delle sue preziose e pregevoli creazioni e mi ha attratto tantissimo la sua capacità estetica di riuscire a unire, come giustamente è stato poc'anzi osservato, immagini, musica e parole che entrano nel profondo dell'anima. E questo è qualcosa di notevolissimo e me l'ha fatto conoscere una amica del Nord. Una amica del Nord, scrivendo, mi disse: ma a Catania avete un grande poeta che io apprezzo. Io sinceramente non avevo avuto modo di apprezzare Alessio e rimasi sbalordito e mi piacque talmente tanto che senza altro indugio mi misi in contatto di Alessio perché volevo conoscerlo. E con la condivisione di un po' di pane e olive, una sera a casa sua mi ha messo a parte della sua terra di Veneto. E da qui è nata un'amicizia che non tiene conto di frequentazioni, mancanze, assenze, perché sappiamo che ci siamo. Una capacità di voler stare insieme al di là dello spazio e del tempo, ma uniti da qualche cosa che ci riunisce, da qualche cosa di magico che ci lega. E quando mi parlò che voleva realizzare un libro, io tentai di dissuaderlo dicendo: Alessio, tu sei straordinario con le tue videopoesie. Oggi un libro di poesie è buono soltanto come zeppa se c'è un tavolo che traballa, perché nessuno è disposto a prenderlo, a leggerlo, ad amarlo come si conviene. Produci uno dei tuoi straordinari prodotti. Ma lui diceva: no, il libro è fondamentale perché la parola è magica. E quando mi mandò la prima bozza via internet, io cominciai a comprendere che cosa voleva effettivamente Alessio e mi stupì quando addirittura pretese, perché lo pretese, che io ne facessi la prefazione. E non nascondo, nella prefazione ci sono due date. Quando gli avvocati dicono sarò breve. 20 febbraio 2012, 5 marzo 2012. In quei 15 giorni Alessio stava sulle spine e io non sapevo che cosa scrivere. Non sapevo che cosa scrivere perché temevo di cimentarmi in qualcosa di più grande di me. E in quel tempo io non è che ho scritto quello, perché quello l'ho scritto soltanto il pomeriggio del 5, dell'ultimo giorno, come accade sempre, perché avevo scritto tante cose e le cestinavo, perché non ritenevo che potessero effettivamente essere messe come introduzione di un libro. Alla fine, rotto nell'indugio e sentendo che Alessio mi diceva: scrivi tutto quello che tu senti, andrà bene, ho scritto quello che non vi cito, perché se qualcuno se lo vuole leggere, se lo leggerà. Una cosa sola desidererei poter fare, invadendo il campo degli artisti: leggere qualcosa che attiene alle sincronie, perché questo libro è fatto di sincronie. Data la pagina 91, Eden, che raccoglie pienamente quello che è stata la impressione prima che io ebbi di Alessio quando io lo conoscevo, e mi ha dato veramente molta impressione. Che scapito, Paradiso!
Bastò un suo atto ingiurioso di saccenteria e di disio di granizza per farmi affossare tutto in già l'abisso di un rovino male, in già le scaglioni della fatica e del dolore. Eden, non t'assodare, illumina ancora, perché fino a quando accenna sta terra sull'uomo buono, il più premio merita la tua Maria. Molti di noi non hanno mai creduto o hanno smesso di credere alla favola biblica della cacciata dell'Eden, ma sicuramente tutti noi siamo perfettamente d'accordo che la saccenteria e il desiderio di grandezza non soltanto rovinano chi li porta come peso di piombo addosso, ma tutti gli altri con cui ha a che vedere. E basta soltanto che l'uomo si emancipi da questo e sia buono, l'uomo buono, che merita sicuramente, qualunque sia la sua vita, questo momento che è l'Eden, che poi alberga nel suo cuore e non cessa mai di esistere. Ciascuno di noi sicuramente, e sfido chiunque a dire che non abbia mai sofferto nella propria vita e che non abbia mai versato una lacrima. Probabilmente tante sofferenze che stanno alla base di questo libro consentono di venire quei tanti dolori dell'anima che stanno dentro di noi e consentire a noi stessi, anche per un solo momento in una giornata, di trasformare o di avere l'Eden nel cuore e quindi la bellezza e sorridere. Grazie. Vabbè, guarda, non gli rigetto niente, può anche andare bene. Io ricordo quando ho conosciuto, prima di Alessio ho conosciuto la voce di Alessio da Santina, russo, durante la manifestazione della Biblioteca d'Oro, e Alessio quel giorno non era potuto venire, allora avevamo, diciamo, una sua poesia che si sentiva nell'aria. Io non lo conoscevo, né di nome né di poesia, non lo conoscevo. Conoscevo Antonello da una vita attraverso il tribunale, ma non avevo avuto modo di conoscere Alessio. Sì, infatti. Ma la cosa particolare che mi rimarrà per sempre impressa è che intanto c'era un'acustica perfetta, e questo è importante ovviamente, e all'improvviso iniziò ad alzarsi la voce e le liriche di Alessio, come se all'improvviso, avete presente negli spettacoli quando si fanno gli effetti scenici, esce tutto un fumo colorato e quindi si crea un'atmosfera completamente a sé stante. L'atmosfera in realtà non c'era nessun trucco scenico, era la voce di Alessio e la sua poesia. Cioè si creò un momento tale di emozione che ci fu il silenzio totale, le mosche probabilmente si saranno messe in aria e si saranno fermate. Io fu un momento, veramente classici momenti magici, quelli che poi in qualche modo uno si ricorda tutta la vita. E ci fu questa situazione veramente eccezionale e irripetibile. E poi io alla fine della manifestazione andai da Santina per informarmi meglio di questo poeta che io non avevo modo di conoscere, e seppi poi infatti il legame con Antonello. Insomma, fu tutta una cosa che scoprì dopo, proprio appassionato ed emozionato da questa voce che si era sparsa nell'aria. Ho avuto così la possibilità di conoscere la persona, e non dico che è più bello di conoscere le sue parole, è bello tanto quanto conoscere le sue parole, e non è una cosa sempre che si può dire sempre, come mi è già capitato di dire qualche altra volta. Delle volte ci sono dei grandissimi artisti che fanno delle bellissime cose artistiche di varia natura, possono essere poesie, libri, canzoni, qualunque cosa, e poi scopre nell'artista l'uomo piccolo o l'uomo antipatico, insomma l'uomo che non risponde minimamente alla sua arte, che evidentemente ha una vita parallela, la sua arte che è spreggiore dagli altri, e poi una vita che con l'arte non ha nulla a che fare. Di Alessio quello che colpisce è l'assoluta contiguità, essere la stessa identica cosa tra Alessio e la sua arte, perché la poesia è una cosa ovviamente molto, molto difficile, molto rara, perché
Pensiamo, siamo tutti qua in questo momento e stiamo parlando di poesia, pensate quante bellissime video risse stiamo perdendo in televisione in questo momento, pensate quanti disastri si sta facendo alla cultura, non dico per forza alla cultura alta, anche alla cultura media, anche solo alla buona creanza, non parliamo nemmeno di cultura, parliamo della buona creanza, della buona civiltà, in questo momento in una qualsiasi televisione. E siccome noi siamo soggiogati da quello e non da questo, il fatto di esserci estrapolati dal mondo in questa situazione così di silenzio, dove stiamo solo parlando di poesia, è un fatto, non è unico, grazie a Dio, però purtroppo è un fatto raro. Quindi la bellezza di tutta questa situazione sono quei momenti che noi dobbiamo sempre sfruttare, qualunque impegno noi abbiamo, qualunque situazione, quando ci sono occasioni come queste, e quelle di Alessio le meritano tutte, sono delle occasioni che veramente è un delitto, dovrebbero metterlo come reato, un delitto perdere occasioni come queste, perché sono quelle occasioni che ci fanno uscire con i polmoni pieni di ossigeno, e di questo ossigeno abbiamo bisogno. Perché le parole di Alessio, tra l'altro, non sono solo parole in sé per sé belle, ma sono parole che hanno colpito un po' dappertutto, ci sono stati anche grandissimi attori, c'è Paolo Ferrari che recita pure le liriche di Alessio, insomma ci sono stati molti attori anche di livello nazionale, tra i più famosi che hanno letto sempre e sono sempre rimasti colpiti da Alessio. Quindi la bellezza di approfondire sempre tutto ciò che lui crea è solo da poco pubblica, solo da poco rende dote a tutti noi, e quindi è un piacere. Quindi io sono contento di averlo conosciuto, contento di averlo letto e contento di essere qui a dirlo. Grazie. Enrico, ti prego. Tanto grazie di questo grande onore, tu mi rinnovi quasi quotidianamente con la tua amicizia. Già mi hai reso felice quando mi hai chiesto di trasferire attraverso la tua bellissima opera Piccolo Sacramento alcuni miei pensieri nei tuoi confronti, e tu sai che non solo ti stimo per la persona profonda che sei, ma soprattutto per quello che ci riesci a trasmettere a tutti coloro che ti ascoltano attraverso le tue poesie. Io tempo fa ti ho detto che vedevo come un filosofo religioso, perché in tutto quel contesto, quelle bellissime poesie, c'era tanto amore. Io ho collegato un elemento fondamentale in un progetto dove l'amico Alessio diceva che Dio e l'uomo appartengono ad un unico grandissimo progetto, dove a fare le fondamenta di questo progetto è un elemento importante, è l'amore, perché Dio è amore. Grazie Alessio, grazie per questo messaggio. Abbiamo ascoltato con grande attenzione, con grande interesse i due interventi dall'avvocato Enzo Faraone e del dottor Santino Mirabella, e anche l'ulteriore conferma della stima che il dottor Pappalardo, sindaco di Santa Venerina, ha nei confronti del nostro carissimo Alessio Patti.